Mister, gara sofferta, però siete tornati a vincere dopo Rimini. Non è stato un derby spettacolare, però di cattiveria, di carattere l'avete portato a casa. Secondo me abbiamo espresso anche un buon calcio, creando tante occasioni. Il secondo tempo ehm, forse un po' più equilibrato, ma non, senza rischiare niente di particolare. Abbiamo anche, secondo me, alcune fasi gestito bene e poi quando c'era da soffrire abbiamo sofferto perché chiaramente le partite si vincono anche soffrendo, quindi oggi come tutte quelle altre che abbiamo fatto. Ecco, ho detto, senza concedere niente di particolare, finalmente, dopo un paio di partite dove in difesa avevate concesso qualcosa, tornate a chiudere una gara senza subire gol. Sì, fa piacere sempre vincere e vincere senza subire gol, questo è un bel segnale. Ma durante la settimana, insomma, avevamo, insomma, la partita di Rimini ci aveva dato qualche spunto di riflessione, qualcosina dove non dico migliorare, però lavorare come avevamo fatto in precedenza, senza dimenticare quello che stanno facendo questi ragazzi, perché è bello vedere, è bello vederli giocare, è bello vederli stare insieme e quindi anche oggi secondo me abbiamo fatto una partita dove abbiamo meritato la vittoria, ripeto, un buon primo tempo e poi il secondo tempo c'è stata un po' più di gestione, però i ragazzi sono stati bravi. Ecco, al di là del risultato, comunque sia, a livello mentale, quanto è contento della reazione? Perché dopo Rimini, in un derby che ho sentito, tra l'altro siete riusciti a fare 3 su 3 in stagione e vi siete vendicati l'anno scorso, era molto importante più che soprattutto questo aspetto, specie nella ripresa. Sì, era importante perché, ma io non parlo di reazione, perché i ragazzi poi alla fine ce l'hanno sempre messa tutta, hanno sempre dimostrato in campo molte volte insomma, di dominare la partita. Era solo quei particolari che fanno la differenza, secondo me, dove oggi invece siamo stati attenti sotto tutti i punti di vista. Ecco, ai colleghi della Rea ha detto continuiamo a non guardare il Cesena, siete lì a meno Ma 3. sì, ma noi dobbiamo, ripeto, dobbiamo andare avanti per la nostra strada senza fare più punti possibili, poi vedere dove, all'ultimo mese, così, dove siamo. Ma la strada è questa, insomma, continuare in questo modo, pensare solo a noi, a fare le prestazioni, a mantenere questo atteggiamento, sperando di vincere più partite possibili. Ecco, in chiusura per me, lato mercato, oggi Kujabi era in tribuna, è in uscita dalla Torre, se avete dato anche Mandrelli, qualcosa a centrocampo secondo te servirà con l'uscita di Kujabi? Ma il centrocampo non credo, perché stiamo recuperando anche Nunziatini, c'è Lora, c'è Masala che può anche fare il centrocampista centrale, quindi a centrocampo non credo che ci sarà niente di particolare. Mister, forse un aspetto da curare ancora è che, dato il dominio del primo tempo, dovevate andare a riposo sul 2-0, sarebbe stato più giusto. Ma sai, questo è un po' per le occasioni, per il modo di gioco che creiamo, questo sì, potrebbe essere insomma quel salto ancora in più che si può fare, perché sinceramente vedere una squadra che gioca in questo modo e creare talmente tante occasioni, insomma, è un peccato poi soffrire, no? Fino alla fine e mantenere il risultato in bilico. Grazie. Perfetto. Mister, sconfitta nel derby doveva essere la partita in cui reagire, l'avete tenuta in piedi fino all'ultimo, però nella ripresa vi è mancato quel guizzo per portare almeno a casa un pareggio. Sì, sì, un po' questo, la squadra ha fatto quello che doveva fare, era un'opportunità per noi per cercare di ripartire, l'atteggiamento c'è stato, ci è mancato quel guizzo lì che un po' è il nostro diciamo, difetto in questo ultimo mese dove siamo entrati in questa crisi qui, ma sono convinto che abbiamo le qualità per ne uscirne. Ecco, mister, non segnate dal 26 novembre, lo so, è impietoso fare la conta di numeri, però sesta sconfitta di fila, non vincete dal 2 novembre, non siete riusciti ad avere quella fiamma in un derby così atteso, come si può curare il malato Olmi a questo momento? Con il lavoro, perché poi è chiaro che tu vuoi analizzare i numeri, ma poi io da tecnico vado ad analizzare anche più in profondità altre cose, quindi noi abbiamo anche domenica scorsa calciato diverse volte in porta, quindi non è il fatto di non produrre, noi produciamo, ci sono partite un po' meno, altre un po' di più come domenica, come altre domeniche,
E è chiaro che secondo me il vero problema ad oggi è l'autostima della squadra, la fiducia che hanno in loro stessi, e questo è compito mio, cercare di ricrearla attraverso secondo me il lavoro, perché poi a livello caratteriale la squadra anche oggi ha risposto, e poi i risultati nel calcio sono determinanti, soprattutto quando si è una squadra giovane. Ecco, mister, il fatto che lei sia qui oggi a parlare forse è anche un indizio, forse no, però dopo il silenzio stampa sicuramente può essere un messaggio. Il futuro di Leandro Greco all'Olbia? Non lo so, io ho sempre ricevuto fiducia, non a caso, perché molto probabilmente si è visto un certo tipo di lavoro. Non ho mai intrapreso questa opportunità pensando all'esonero, non è questo il mio modo di approcciare il lavoro. Quello che deciderà la società non è una domanda che riguarda me, non è il mio modo di pensare. Il mio modo di pensare è quello che cosa serve alla squadra per cercare di aiutarli a uscire da questa situazione. Torno sul campo, ha sostituito Bellodi all'intervallo, un infortunio fisico? Però? Sì, ha avuto un problema muscolare. Mister, non lo so, provare a guardare un aspetto positivo di oggi, forse qui dal lato di essere riusciti a rimanere in partita nel momento migliore della Torres, come? È molto difficile. Chiaramente chi guarda fuori è molto difficile, chi come me vede il lavoro quotidiano, vedo delle cose ovviamente da tecnico che li vedo lavorare tutti i giorni, è più facile magari riconoscerle. Ho visto coraggio nel fare determinate cose, e noi non penso che siamo una squadra che può buttare palla in avanti e sperare che succeda qualcosa, dobbiamo per forza attraversare attraverso il gioco. Questo certe volte ci riesce, altre volte no. Oggi avevo chiesto coraggio in determinate situazioni, l'abbiamo avuto. È chiaro che poi ci manca quegli ultimi 30 metri che è una costante nostra, e dobbiamo cercare di migliorarla. Gli ultimi 30 metri, il nuovo acquisto Bianchimano è entrato, certo presto perché è un cambio radicale, però non si è visto un gioco diverso nel momento in cui è entrato, un gioco sulle palle alte che non si è visto per esempio, o non si è visto abbastanza? No, perché non è quello che chiediamo noi, cioè non entra Bianchimano per cercare di spallonare lì davanti, non è il mio modo di pensare, al di là degli ultimi 10 minuti che ci può stare, noi andiamo davanti quando ci sono i presupposti per andare davanti. Abbiamo dei giocatori che hanno determinate caratteristiche, oltre al fatto che è una cosa che io sento come allenatore di voler giocare, ma Andrea farà bene perché è venuto qui con voglia, e non è questa partita dove lo si può andare a giudicare, ecco. Ci pensa Manuel, potremmo definirla così, perché nelle partite più importanti hai sempre segnato nell'ultimo periodo, quando la Torres ha chiamato il gol tuo non aveva mancato. Ho detto anche ai ragazzi prima, ultimamente mi trovo nel momento giusto al posto giusto, quindi ovviamente sono contento del gol, sono contento di questa grande vittoria, e ci godiamo questo momento. Vi godete questo momento, tra l'altro gol al Cesena, gol oggi nel derby. È vero che ci sei da quest'estate, però sembri già un veterano di questa Torres in tutti i sensi, anche proprio come legame con la piazza. Come detto prima, ovviamente è molto bello far gol. Io sono attaccante, quindi è il mio compito. Mi prendo ogni tanto gli applausi, però dietro c'è un grande lavoro di squadra, dietro c'è un grande gruppo che lavora duramente dal lunedì a sabato per farsi trovare pronto la domenica. Sapevamo dopo Rimini di dover ripartire alla grande, e oggi secondo me mi ha fatto a livello della determinazione, della cattiveria e della fame di voler vincere questa partita, abbiamo fatto un grande passo in avanti. Ecco, hai detto dopo Rimini, ti chiedo cosa vi siete detti nello spogliatoio dopo la sconfitta? Se questa settimana l'avete affrontata in qualche modo particolare, visto che si arrivava al derby e arrivavate da una sconfitta, vi siete parlati? Ma c'era poco da dire, perché ovviamente fino adesso siamo abituati a vincere, e quindi quando arriva una sconfitta c'è sempre un po' di rammarico, un po' di cose che vanno messe a posto. Però siamo un gruppo forte, con una mentalità vincente,
e quindi c'era poco da dire. Abbiamo fatto vedere quello che c'era da migliorare e insieme a settimana abbiamo lavorato soprattutto su quello. E a Rimini forse erano 10-15 minuti di blackout e c'era un po' di calo di attenzione che dopo un'andata così ci può anche stare, però già oggi abbiamo fatto vedere che, come ho detto prima, che c'è la fame giusta e la voglia di portare a casa questo derby. Ultima per me, 10 gol con oggi. Hai raggiunto l'obiettivo doppia cifra in tempo diciamo prestabilito? L'hai raggiunto più tardi, l'hai raggiunto prima? E qual è l'obiettivo magari di gol da qui a fine stagione? No, cioè io ovviamente per un attaccante la doppia cifra è una cosa importantissima, però ti dico che quest'anno non è che ci ho pensato tantissimo a fare gol, perché mi sto divertendo, ci stiamo divertendo in attacco e creiamo tanto, e quindi so che se giochiamo bene, se creiamo tanto, le mie occasioni per fare gol arrivano, quindi sì, obiettivo raggiunto e ovviamente non voglio fermarmi qua. Giacomo, era importante dare un segnale dopo Rimini, specie farlo in una gara come il derby, a livello mentale anche per il gruppo è importante questo successo. Sì, diciamo che la partita di Rimini ci ha dato un po' una scossa che forse ci serviva anche e quindi la partita con l'Olbia, il derby, è capitata al momento giusto per rifarci e voglio dire, comunque siamo a 50 punti, che comunque non sono pochi dopo non so quante giornate, comunque abbiamo dato un bel segnale e alla fine poi il calcio è questo, abbiamo portato 5.000 persone allo stadio in 2 giorni e abbiamo fatto festa con loro, abbiamo vinto il derby, sono cose belle. Ecco, forse il rimpianto a livello personale è che i compagni ti hanno acceso un po' poco in questa partita, perché quando te l'hanno data sono arrivati sempre palloni in mezzo importanti, però su quella corsia siete riusciti ad andare poco durante il match. Sì, ne abbiamo parlato durante il primo tempo e a fine primo tempo che avremmo dovuto giocare di più sulla destra, però poi nel secondo tempo ci siamo abbassati, quindi abbiamo fatto comunque anche un po' fatica nel secondo tempo, però alla fine sì, giochiamo un po' poco sulla destra, anche se non è la prima volta, nel senso sappiamo che le uscite le facciamo meglio a sinistra dove abbiamo un uomo in più e poi veniamo più a concludere a destra con l'ultimo passaggio eccetera, quindi nel senso se l'asse che porta i gol comunque finisce sulla destra va bene lo stesso, in costruzione magari io partecipo un po' meno, però in finalizzazione ci sono quasi sempre. Ecco, in questa squadra sembra che nessuno guardi il Cesena. Faccio la domanda da te, da ex, ogni tanto glielo butti l'occhio. Ieri sinceramente ho guardato il Milan, perché io sono tifoso milanista. Ho amici a Cesena, i miei compagni, ex compagni, quindi ci sta che alla fine qualcosa guardo, però ad esempio oggi abbiamo giocato proprio pensando solamente alla partita nostra, sia che era un derby che dovevamo portare a casa i 3 punti. Se ci guardiamo poco, perché guardiamo veramente a casa nostra. Ecco, chiudo invece con un discorso un po' sulla mentalità, perché l'anno scorso tu non c'eri, però la Torres, il derby giocato in casa, lo ha pareggiato all'ultimo secondo trovando il gol di Ragazzo, cioè lui lo ha pareggiato trovando il gol di Ragazzo. Oggi si era un po' apparecchiata per prendere un gol anche nella ripresa, invece voi con cattiveria non avete concesso l'episodio chiave. Sì, penso che non abbiano fatto neanche un tiro in porta, a parte una mezza azione su un calcio d'angolo e la palla era rimasta lì. Per il resto ci è capitato spesso nei secondi tempi, quando rientriamo in campo in vantaggio, di aspettare un po' troppo l'avversario, di abbassarci un po' troppo, perché ad esempio le partite che non eravamo in vantaggio a inizio secondo tempo invece abbiamo continuato ad attaccare, se penso a Rimini, con la Carrarese, a Rimini in casa intendo, e col Pontedera con la SPAL abbiamo fatto dei secondi tempi sempre nella metà campo avversaria, invece quando entriamo in campo in vantaggio nel secondo tempo penso che anche mentalmente ci abbassiamo un po' troppo, forse dobbiamo lavorare su questo, provare di più a vincere la partita anche nel secondo tempo, non solo su ripartenza. E per quanto riguarda le occasioni, come ho detto prima, non abbiamo concesse di cattiveria, di fame, e va bene così.
Francesco Loi, oggi uscite sconfitti dal Mazzella 1-0, le chiedo subito un commento alla partita, uscite sconfitti, prendete questi 3 punti, che partita è stata? Partita molto equilibrata su un campo dove non si può giocare a calcio come in queste condizioni, perché comunque è difficile per tutte e due le squadre. La classica partita dove l'episodio avrebbe fatto la differenza, loro sono stati bravi a sfruttare una palla inattiva a 10 minuti alla fine. Penso che la partita a tratti giocata meglio da una squadra, a tratti dall'altra, in generale l'equilibrio è prevalso. Poi loro giustamente con merito hanno vinto perché sono stati capaci di buttarla dentro. Molto bene la sua squadra nel secondo tempo, tratta molto bene, nei primi 10, anche quasi 15 minuti ha messo in difficoltà l'Ischia, per il resto avete sofferto la fisicità, anche il gioco da parte della squadra dell'Ischia? Sì, di gioco non è che se ne sia visto tanto, tante palle lunghe, lotta sulle seconde palle, loro hanno cercato di trovare superiorità numerica sugli esterni spesso, il primo tempo ci sono riusciti con più facilità, soprattutto sulla nostra sinistra, abbiamo cambiato qualcosa nel secondo tempo, mettendo un centrocampista a supporto del nostro quarto di difesa, diciamo che siamo riusciti a limitare quella giocata, ovviamente poi siamo stati poco pungenti nel possesso in fase d'attacco e questo ha permesso loro di ripartire sempre in verticale abbastanza facilmente. Però ti devo dire, se vado ad analizzare la partita in sé e vado a considerare quelli che sono stati gli episodi da gol importanti, i primi 10 minuti loro hanno avuto una palla importante sul rinvio sbagliato del nostro portiere che poi ha salvato il risultato sul tiro in porta e noi prima del gol abbiamo avuto una situazione a porta vuota con il nostro 2006 che è entrato. Loro poi hanno ripreso un attimino la traversa di Baldassi, ha riportato un po' l'inerzia dalla parte, poi sono stati molto bravi a sfruttare il nostro deficit a livello di centimetri oggi in campo, perché abbiamo finito la partita con una squadra molto bassa e il loro giocatore, forse più forte fisicamente, è saltato in disturbato. Ci sta a perdere nel calcio, bisogna saper accettare le sconfitte senza fare drammi, si fanno i complimenti agli avversari. Noi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per fare una partita più importante possibile. Per caratteristiche la mia squadra in questo campo lo soffre, perché è un campo che non ti permette il palleggio, non ti permette lo sviluppo e penso anche loro per qualità lo soffrano, perché comunque è una squadra molto tecnica, veloce nelle ripartenze anche se fisica. Ci sta, bisogna accettare la sconfitta senza fare un dramma e pensare subito alla partita di domenica prossima. Mister, 2 domande, 6 partite, una vittoria e un momento particolare per la COS. Cosa è successo con l'arbitro prima del giallo e anche dopo il fischio finale? Abbiamo visto un po' innervosito. Non posso finire la partita, io ho 5 ammoniti e la squadra avversaria neanche uno, cioè perché questo vuol dire che o la mia squadra è una squadra di killer oppure c'è qualcosa che non va negli equilibri. Con questo ovviamente non voglio cercare alibi alla sconfitta perché sto solo rispondendo a una domanda che mi fai tu, sono io l'arbitro, non l'avrei citato. Però una partita del genere finisce 5 ammoniti a 0, io mi metto un problema. Mi metto un problema perché comunque i 5 ammoniti mi hanno condizionato i cambi, perché nel momento in cui tu ti ammonisci 2 centrocampisti io devo far cambi, perché non posso finire la partita in 10. Siccome non ho visto in tutta la partita un fallo meritevole di ammonizione, o si finisce 0-0 o si finisce un giallo perché lo devi tirare fuori per forza, ma se ogni fallo dei miei ragazzi esce fuori il giallo e allo stesso fallo non corrisponde lo stesso trattamento per l'avversario, e io mi lamento di quello, ma in modo molto pacato ed educato, senza poi andare a cercare altre situazioni. E ci sta che gli arbitri abbiano il loro modo di gestire la partita, però perlomeno ci deve essere linearità. Oggi, onestamente, a tratti non l'ho vista, ma questo non ha inciso assolutamente sul risultato. Segare una vittoria, un momento delicato? Momento difficile perché comunque
Noi arriviamo da un periodo dove abbiamo fuori sostanzialmente tutti gli under che sono partiti, hanno fatto i titolari per il 90% del giorno all'altro, e dobbiamo stringere i denti e cercare un attimino di recuperare qualcuno di questi ragazzi, anche se devo dire che chi ha giocato oggi ha fatto il suo dovere appieno e il nostro progetto prevede la crescita dei giovani. Oggi erano tantissimi, hanno giocato tutti, stanno facendo esperienza, penso che ritornerà utile per il prossimo anno. È ovvio che non fa piacere perdere i punti, ma perdere i punti a Ischia ci può stare. Mister, classifica corta, dopo oggi ancora di più, le chiedo alle spalle della Cavese quali secondo lei possono essere, oltre a voi naturalmente, le più agguerrite avversarie? No, ma noi non abbiamo mai avuto ambizioni belliche di vincere il campionato, non siamo una squadra costruita per vincere il campionato, stiamo facendo molto bene e siamo molto contenti e sappiamo che dobbiamo soffrire ancora tanto per arrivare a raggiungere i punti che ci garantiscono la salvezza. Ci sono altre squadre che per investimenti e per blasone devono seguire la Cavese, non sta a me fare i nomi perché li hanno fatti molto tranquillamente i loro allenatori, i loro presidenti, ed è giusto che sia così. Noi andremo avanti fino alla fine giocandoci tutte le partite al massimo. Quando arriveremo all'ultima giornata tireremo una linea e vedremo dove siamo arrivati. Il nostro obiettivo è quello di salvarci, di far crescere tanti giovani locali. Anche oggi siamo venuti qua con una squadra quasi completamente sarda, per noi è l'obiettivo fondamentale. Abbiamo fatto giocare 4 ragazzi che giocano nella Juniores, però è ovvio che il risultato poi nel calcio conta e non conta poco, quindi Buongiorno da Sennori, Sassari Latte Dolce Cavese, partita valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie D Girone G. Siamo in Sardegna allo stadio Basilio Canu di Sennori. Siamo una quindicina di chilometri a est di Sassari. La Cavese sta per dare il calcio di avvio del primo pallone. Squadre che giocheranno agli ordini dell'arbitro, che è il signor Muccignato della sezione di Pordenone, assistito dai guardaline che sono i signori Beggiato di Schio e Salviato di Castelfranco Veneto. Caveccia lungo in direzione di una delle punte con il colpo di testa di Trost, poi va alla battuta pericolosamente e non riesce a trovare il bersaglio il giocatore Piassi, che 10 gare consecutive di campionato. Vediamo intanto Fagli che è disturbato da Chiarella, attacca la Cavese, parte il cross di Chiarella, c'è Conate che va alla battuta di sinistro, murata dai sardi. Piassi cerca il rilancio, la formazione sassarese, poi va alla respinta anche Caveccia, prepara a battere Urso dalla bandierina. Ecco il pallone verso Trost, miracolo di Carboni, e poi c'è l'intervento su Foggia, non interrompe il gioco l'arbitro Muccignato di Pordenone, poteva starci il calcio di rigore e l'arbitro fa anche giocare sul contrasto di Megna, quindi si continua. Avanti adesso con Urso per il tentativo di cross, rischia molto Capeccia, ma il suo tocco di testa all'indietro viene artigliato da Carboni. Ecco Urso che va a servire De Rosa, parte il cross col sinistro molto ampio, il colpo di testa di Megna, poi attenzione Zenelai, Foggia, tiro deviato, Carboni para. Calcio gioca in casa oggi, palla riconquistata dalla Cavese, buona possibilità Foggia, c'è Chiarella al centro, ecco il lancio troppo largo per Chiarella, non c'è più possibilità del tiro e allora Chiarella si rifugia dalle parti di De Rosa, fa partire un cross, il colpo di testa di Conate sul fondo, fermato Megna, attenzione ancora Buschiazzo, cerca di recuperare su Piassi, mantiene il possesso del pallone, pericoloso il latte dolce, ancora Piassi al limite, riesce ad andare alla conclusione, c'è la respinta, poi attenzione Serra alto, impreparata come in questo caso, ancora Sabba, il tiro e la parata di Boffelli che
il tiro dalla bandierina, battuto rasoterra, ancora Piga, fa partire un nuovo traversone, Fai, si salva in qualche modo la Cavese ed è Megna che la sponda De Rosa. Cerca lo spazio per un cross e c'è la conclusione da parte di Chiarella fuori. Avesse giocato, palla allontanata intanto solo parzialmente da parte di De Rosa, poi Fai, attenzione, Fai per la conclusione effettuata da lontano da parte di Piassi, la parata di Boffelli, poi ancora Zenelai. Ancora De Rosa fa partire un cross, la palla taglia ancora l'area di rigore con Canu che poi va a deviarla in calcio d'angolo dalla bandierina. Palla verso l'area di testa, palla sul fondo, Magri e i nostri si sarebbero potuti portare in vantaggio. Fine del primo tempo. Terminare i primi tempi anche sugli altri campi, ma ora si comincia per il secondo tempo qua a Sennori. Calcio di avvio battuto dal Latte Dolce. Di partenza c'è Megna che cerca un bel passaggio per Lops, anticipato all'ultimo momento, Chiarella, Foggia, tira Foggia, la botta di Foggia e la grandissima parata di Carboni, batte Urso, colpo di testa, rete, ale, bum 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 bum, Trosta, Cavese in vantaggio a Sennori contro il Latte Dolce al minuto 46. Faglie si sgancia sulla destra, Faglie tocca a favore di Piassi, attenzione il tiro, la parata semplice da parte di Boffelli, ancora una conclusione di Serra poco fa. Avanza De Rosa, Cavese che continua a giocare molto bene, De Rosa va a chiudere Faglie, ma la palla è ancora in possesso di De Rosa che opta per il calcio d'angolo. C'è il cross effettuato da Urso verso il secondo palo, rete, ancora lui, Trosta, 2-0 per la Cavese, ancora un altro calcio d'angolo e Piassi cerca di mettersi in luce sulla sinistra, anche Canu da quella parte, ancora il Latte Dolce, il cross, la parata del portiere, palla ancora buona, viene contrastato De Rosa, poi si prosegue, Grassi, il tiro da lontano, manca di precisione. Perde palla la Cavese, attenzione Marras, buona occasione per Marcangeli, si decentra sulla destra, ancora Marcangeli, su di lui c'è Conate, saltato, la palla è ancora in campo, il cross, c'è la rete del Latte Dolce, sta segnato Olivera, 1-2, gol di Olivera, c'è una battuta da lontanissimo, con palla che finisce fuori, Antonelli. Al 90esimo riesce a passare Piassi, ancora il Latte Dolce che insiste ma c'è fallo e Buschiazzo già ammonito si prende il secondo giallo, espulsione per Buschiazzo che attiva. Piga all'indietro per Cabeccia, parte il destro di Cabeccia, la palla viene alzata in corner, ecco il cross di Piga, colpo di testa, palla che si alza sopra la traversa. Ha provato Cabeccia, insiste Cabeccia per il Latte Dolce, trova lo spazio per un cross, prova di testa, Olivera sul fondo, con Olivera, Marcangeli va a terra, c'è l'intervento di Antonelli, la partita è finita, la Cavese ha vinto per 2-1 sul campo del Latte Dolce. Ci sono proteste da parte dei sardi che avrebbero voluto l'effettuazione del calcio di punizione per il fallo precedente. No, sicuramente un buon primo tempo, abbiamo cercato di contenerli e di ripartire, e nel primo tempo ci siamo riusciti abbastanza bene, senza rischiare eccessivamente, anzi come tiri in porta la Cavese ne ha fatto pochi, ha gestito sicuramente più la palla, noi non tenevamo palla in avanti perché purtroppo non avevamo giocatori adatti a quel ruolo, però nel complesso devo dire che il primo tempo è stato ben giocato dalla parte della mia squadra, ripeto, senza rischiare eccessivamente. Nel secondo tempo è chiaro che
al primo minuto vai e prendi un gol su palla inattiva, su un calcio d'angolo che ci eravamo detti di regalarne il meno possibile, e abbiamo preso un 1-2 che chiaramente ti spezza le gambe, però la squadra ha avuto la reazione giusta, ha accorciato le distanze, è chiaro che a quel punto ci si credeva, nonostante loro fossero rimasti in 10, negli ultimi 10 minuti la squadra ci credeva di poter portare a casa un punto, così non è stato, peccato, e adesso guardiamo avanti con fiducia, sperando appunto di recuperare qualche giocatore. Mister, Sassari che, dicevo qualche collega, sentivo dire soffre un po' queste palle alte, questi calci piazzati. Come si può porre rimedio, vedendo anche la struttura fisica della squadra? La struttura fisica è chiaro che oggi non c'era competizione tra 5-6 giocatori della Cavese che hanno un'altezza di 1,90 almeno, e noi regaliamo 10-15 centimetri. Chiaro che qualche difficoltà ce l'hai, però voglio rivedere come era posizionata la squadra, però qualche giocatore se l'è perso il realizzatore, per cui c'è da lavorare su questo, c'è da lavorare sulla consapevolezza che pur meno alti degli altri comunque dobbiamo saper difendere meglio. Mister, lo stato della sconfitta, credo che il Sassari oggi esca con una buona mentalità per l'obiettivo che credo sia quello della salvezza. Sicuramente, al di là della sconfitta contro la capolista, che nei termini del campionato ci può anche stare, il modo però è una squadra che nonostante 0-2 non ha smesso di crederci nel finale, comunque ha messo tutto quello che aveva in campo per acciuffare il play. No, su questo siamo d'accordissimo, l'ho detto prima, che i ragazzi ci credevano fino al 95esimo. Però vediamo di resettare un attimo e pensare già a domenica prossima, che non sarà sicuramente facile. Mister, un parere in testa alla classifica? Questo campionato per la Cavese per ora allunga, ma dietro Romana, Cinzia e Nocerina sembrano risalire. Ma no, io penso che la Cavese la possa perdere soltanto lei questo campionato. I punti di distacco sono tanti, per cui se sapranno gestire bene porteranno a casa questo campionato, perché altre squadre che fanno filotti 5 o 6 vittorie di seguito ne vedo poche. Siamo con mister Massimiliano Paba al termine di un altro derby che lascia tanta amarezza in bocca per come l'Atleticuri ha giocato, per quella che è stata la partita, ma in particolare per come è andata a finire con un gol, il 3-2 arrivato nei minuti finali. Sembra di rivivere un po' la partita col corso di 15 giorni fa, insomma, una partita in casa che abbiamo condotto bene, insomma, e che poi, insomma, nei minuti finali, nel recupero, insomma, alla fine ci ha visto subire questo 1-2, insomma, che ci ha fatto perdere la gara, insomma, e dispiace tanto, ci mancherebbe, insomma, siamo veramente molto giù, i ragazzi sono molto giù, e, insomma, dobbiamo lavorare adesso sulla fiducia, sulla testa, come ho già detto anche 15 giorni fa, insomma, facciamo tante cose belle, come gestiamo le partite con grande personalità, e poi facciamo anche degli errori banali, insomma, che questa categoria non ti permette, e quindi quando facciamo questi errori dettati un po' dall'inesperienza, dalla gioventù, insomma, ci puniscono sempre, magari anche troppo severamente, però questo è il calcio, questo è il girone, questa è la Serie D, dobbiamo capire anche queste cose, dobbiamo cercare di migliorare, di crescere nella gestione della partita nei 95 minuti, non basta giocare grandi partite per 70 minuti, 75 minuti e poi commettere queste ingenuità, questi errori. I ragazzi sono stati bravi, però è indubbio che qualcosa, insomma, non ha funzionato nella parte finale, dobbiamo lavorarci, capire bene che cosa c'è da migliorare, dove dobbiamo migliorare, come. Però, insomma,
la squadra ha dimostrato anche oggi di essere viva, l'importante è quello, insomma, certo oggi la partita è una sconfitta pesante perché è contro un avversario diretto, contro uno scontro diretto, una partita che giocavi in casa, che dovevi fare i punti e dove non siamo riusciti in quello che era il nostro obiettivo e quindi è una sconfitta pesante. Dobbiamo capirlo, però nello stesso tempo bisogna anche rimanere in fiducia perché le prestazioni, la squadra insomma, ha dimostrato di essere viva, di essere all'altezza della categoria, almeno per buona parte della partita, come è successo anche 15 giorni fa qua in casa, sempre, come capita quasi sempre, ecco. Però dobbiamo imparare a essere competitivi e essere all'altezza per 95 minuti, tutto qua. Ecco, mister, ha parlato di essere competitivi, questo per tutti i 95 minuti, questo passo in avanti si era visto nel pareggio in esterna col Nova Florida rispetto all'ottimo girone di andata fatto. Ecco, forse in vista del girone di ritorno c'è da migliorare il fattore relativo alle partite in casa, perché al netto di tutto i punti persi in casa iniziano a diventare forse un po' troppo. No, sono d'accordissimo, questo era uno degli argomenti affrontati in settimana e nel pre-partita. È ovvio che noi dobbiamo migliorare in casa, soprattutto in casa, perché fuori abbiamo un ruolino importante da squadra importante. Il problema è il ruolino che abbiamo in casa, che è deficitario all'inverosimile, insomma, perché veramente abbiamo fatto pochissimi punti. E come dico sempre ai ragazzi, non possiamo pensare di raggiungere il nostro obiettivo di conquistare una salvezza con questo trending interno, ecco, dobbiamo costruirla nelle partite interne e dobbiamo migliorare, soprattutto in casa, ma non è che in tutte le partite non ci devono essere partite in casa o partite fuori, ci sono partite da interpretare bene, da giocare, da crescere, da migliorare, tutte queste cose, però dobbiamo essere fiduciosi, rimanere sereni, ecco, trasmettere serenità, perché questa è una squadra molto giovane, rischia di andare più in difficoltà che altro, se non, bisogna devono capire che hanno delle potenzialità importanti, che hanno valori importanti, perché altrimenti non fai prestazioni così belle come queste ultime che stiamo facendo, ma come quasi sempre. Però, come ho detto poco fa, dobbiamo migliorare nella gestione della parte finale della partita, ecco, dove spesso e volentieri insomma, facciamo non benissimo, come oggi, insomma, perché poi oggi abbiamo concesso delle ingenuità incredibili, una partita che avevamo gestito in modo straordinario, però cresceremo, dai. Ecco mister, una domanda secca, netta, ora da cosa si riparte? Ma si riparte dalla prestazione, quello che ho detto poco fa, si deve ripartire dalla prestazione, lavorare sulla fiducia dei ragazzi, sull'autostima, che è una cosa nel calcio essenziale, e questo è quello che devono capire i ragazzi, il loro potenziale, con le loro potenzialità, crescere, tutto lì. Mister Petrone, un derby importante, un risultato importante finalmente dopo una lunga crisi, ritrovato il successo, ecco, finalmente si vede la luce in fondo al tunnel. Sì, volevo fare una premessa di dedicare questa vittoria a tutto l'ambiente perché lo merita la società, lo meritano tutti i dirigenti, da Donna che è il nostro magazziniere, all'addetto al campo, ai dirigenti che cercano durante la settimana di non farci mancare nulla, e questo è un risultato che meritiamo tutti, perché la squadra sta lavorando molto bene, è una vittoria ottenuta così, credo che sia il coronamento di un periodo negativo ma solo di risultati, perché la squadra ha sempre dimostrato di crederci, di stare bene in campo, di cercare le nostre giocate come abbiamo fatto oggi fino all'ultimo per cercare di ribaltare il risultato, giocando prevalentemente palla a terra. Il gioco del calcio dice questo e abbiamo fatto una vittoria importante, però è l'inizio del nostro campionato, è l'inizio di fare punti per raggiungere questa salvezza che Società Budoni e Città Budoni merita. Ecco, lei ha detto che dal girone di ritorno per il Budoni sarebbe iniziato un nuovo campionato, così è stato perché sia contro il Latte Dolce che contro la Romana, che comunque è un'ottima squadra, perché non dimentichiamo che è arrivata da voi terza in classifica, il dato magari negativo, se si può guardare, è il fatto che non siete riusciti a segnare oggi addirittura 3 gol, ecco, forse questo potrebbe essere un buon modo per iniziare questo nuovo campionato. Sì, diciamo che siamo contenti perché poi al di là di tutto
si è vista la cattiveria degli attaccanti in determinati momenti. In gol di pregevole fattura sia il primo che il terzo. Sono situazioni che abbiamo provato e riprovato in settimana, e quella di Deve è la ciliegina sulla torta, e siamo veramente contenti di tutto il reparto offensivo, e ci dispiace da un lato perché sinceramente per l'ennesima volta c'erano dubbi su una punizione sul loro primo gol data con molta facilità e generoso il calcio di rigore, però la squadra non ha mollato, fino all'ultimo ha cercato la vittoria e l'abbiamo ottenuta. Ecco, da questo punto di vista il Budoni, da quando lei è arrivato in panchina, è cambiato tanto per volti nuovi, sono arrivati tantissimi giocatori, infatti oggi si è vista una formazione completamente diversa. Tra i migliori durante questo periodo c'è sicuramente Lancioni, che oggi non è partito titolare. Se posso chiedere come mai, ha un problema fisico? No, Lancioni sta bene, sta pagando gli abbiamo dato un turno di riposo, ma noi abbiamo un organico che va rispettato, e chi si allena bene durante la settimana e si fa trovare pronto come oggi, e dopo alla fine il risultato arriva. Lancioni è uno di quei ragazzi che è stato all'inizio della stagione, ha tirato tanto fino a domenica scorsa, ha sempre giocato, ha riposato poco, è stato letteralmente martoriato durante queste 19 partite, perché non ci dimentichiamo che Lancioni è il giocatore in Italia che ha subito più falli di tutti. Andiamo a vedere poi i cartellini subiti su Lancioni, ci sono poche espulsioni. È un dato questo purtroppo per noi negativo sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista proprio del giocatore che subisce sempre, e ovviamente insomma, poi ne va anche del suo stato di forma. Ha dato tanto fino ad oggi, recupera un po', tira un po' il respiro, e sarà sicuramente pronto dalle prossime partite. Però il Budoni non è Lancioni, noi abbiamo optato per fare una squadra giusta che giochi a calcio, e che giocatori come Ido Iaga, che la prima partita da titolare si è espresso neanche forse al 50% delle sue potenzialità, e quindi è giusto che si guarda quello che è successo fino ad oggi, però poi noi dobbiamo guardare anche da qua alla fine chi ha le forze fresche sia fisiche che mentali per sopportare poi queste 14 partite che sono per noi tutte finali. Ecco, ha parlato sia del bersaglio che c'è sulle caviglie di Lancioni, sia che i 14, diciamo le 14 finali di fronte a voi. Ecco, appunto per questo le chiedo, trovata la vittoria, ora qual è il prossimo step da fare? Dobbiamo continuare, perché la chiave del successo è il lavoro che facciamo noi durante la settimana. Oggi i ragazzi devono prendere consapevolezza che abbiamo creato delle situazioni da gol su azione, le abbiamo sciupata una per l'ennesima volta dopo un minuto di gioco con Imò messo davanti al portiere, e noi dobbiamo lavorare su queste situazioni, perché le occasioni le avremo anche domenica prossima, sono sicuro di questo, però poi dopo dobbiamo cercare di concedere anche quel mezzo episodio che in questo momento ci gira storto, proprio per ribaltare, insomma, diciamo così, l'episodio a nostro favore. E quindi la strada è quella che stiamo facendo da 2 mesi a questa parte, lavorare, far assemblare una squadra completamente nuova, non è facile, però sono contento perché i ragazzi ce la mettono veramente tutta per cercare di fare quello che proviamo durante la settimana. Oggi il risultato ci ha dato ragione contro un avversario che sappiamo che è un avversario tosto di categoria, squadra esperta, hanno fisicità, e sapevamo le difficoltà che potevamo incontrare, però ne siamo usciti molto bene.